Buongiorno Enrico! Buongiorno a tutti, benvenuti in questa prima sezione che parla della calce e del marmorino veneziano. Yes! La prima sezione che abbiamo preparato è la regola numero 1 quando una persona comincia a lavorare con il marmorino veneziano. Ok? The rule number 1. La regola numero 1. La sicurezza in cantiere, safety on the job site. Ok? Parleremo di questo. Qual Dopodiché, è la regola numero uno, qual signor è la Enrico? regola numero 1? La diciamo subito? Certo, La regola siamo numero qui per 1 è questo. in cantiere, quando tu cominci a lavorare devi avere questa, Serve l'acqua, amici, serve lo l'acqua. spruzzatore dell'acqua, eccolo qua, E acqua. perché ci serve l'acqua? Perché? L'acqua ci serve perché lavorare con la calce è una cosa meravigliosa, ma a volte la calce salta e ti può entrare in un occhio. Se la calce ti entra nell'occhio, devi essere molto veloce, prendere lo spruzzatore, allargare l'occhio, guardare alto, sinistra, basso, destra in maniera veloce, spruzzare e la calce esce subito. Quindi tu in cantiere non hai nessun tipo di problema, diciamo, di sicurezza se hai questo. Se non ce l'hai, Tempo che la cerchi il è tempo che già vai in cerca troppo tardi. dell'acqua o devi fare la scala, eccetera, comincia a passare 30 secondi, un minuto, 2 minuti, l'occhio Ne risente. ne risente in maniera grave. Avete capito, amici? Questo che dico Sciacquarsi adesso, subito l'occhio qualora uno schizzo di calce ne entrasse. Quello che stiamo dicendo lo troverete in versione PDF sotto il video, in descrizione del video. Poi col PDF ovviamente potrete tradurvelo nella lingua a voi gradita. esatto, dico l'ultima cosa prima di chiudere questo contatto breve. Questo spruzzatore fa tornare indietro il tempo di qualche millennio, perché possiamo lavorare anche con la calce viva. Che cos'è la calce viva? Ne riparleremo. È una calce che raggiunge i 180 gradi di temperatura, bolle. È la calce che usavano i greci, i romani e anche i veneziani per fare certi lavori. Questo è un problema tecnico. Con questa posso usare anche la calce viva, ma devo averlo molto vicino a questo spruzzatore. Avete capito? La regola numero 1 per la sicurezza in cantiere serve l'acqua. Ciao! Ciao.